trasporto pubblico. In Friuli Venezia Giulia ci sono solamente 2 autobus completamente elettrici, tutti e 2 sono di proprietà di APT, azienda provinciale trasporti, azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Gorizia. Un autobus è operativo a Monfalcone, un altro invece a Gorizia. Ieri è stato appunto presentato all'assessore dei trasporti pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Sentiamo il servizio da Gorizia. È stato presentato questa mattina in piazza Sant'Antonio a Gorizia il secondo autobus elettrico della regione Friuli Venezia Giulia. Il primo è già in uso da qualche mese a Monfalcone, il secondo, sempre di proprietà di APT, è stato presentato questa mattina davanti all'assessore regionale dei trasporti Riccardo Riccardi, al presidente della provincia e azionista di maggioranza di APT Enrico Gherghetta e davanti al sindaco di Gorizia Ettore Romoli. Da notare che gli autobus di Monfalcone e di Gorizia sono gli unici autobus elettrici della regione. Una capacità di 44 posti con un'autonomia all'incirca di 140 km a piena potenza e una velocità massima di 60 km orari, danno di questo gioiello uno dei prototipi, possiamo dire, del trasporto pubblico a inquinamento zero. Presidente Gherghetta, Green Economy con gli autobus. Sì, la PT ha fatto un ottimo lavoro, questo è il secondo autobus in provincia di Gorizia tutto elettrico, bisogna dire che è il secondo in tutta la regione perché ne abbiamo solo che noi in questa provincia. Completamente elettrico, stiamo pensando anche di alimentarlo con dei pannelli fotovoltaici in modo tale che ci sia una filiera completamente senza CO2, produzione di CO2, quindi è una cosa veramente, è il futuro. Adesso costa un po' più, costa il doppio di un normale autobus, però è perché la produzione è bassa, insomma, no? Domani speriamo che aumenti la produzione e che ci sia un prezzo molto più concorrenziale. Bene, veniamo adesso invece alla rubrica Sottotiro. Emiliano Schincaglia è andato in spiaggia.